Come sta andando questa edizione di Cologna in Fiore? Penso che più di così non si possa fare. Io dico grazie alla mia Proloco, grazie all'amministrazione comunale e grazie a tutti. Quando avete iniziato a lavorare per questo evento? Si lavora da un anno all'altro, stiamo già lavorando anche per la festa del mandorlato, dunque è tutto un continuo di lavoro. La festa mesi e mesi di lavoro. Un grande numero anche di espositori qui a Cologna Veneta, quanti sono? Abbiamo 200 espositori, poi quest'anno abbiamo fatto una cosa nuova, questa piazza dei balocchi in Piazza Duomo, che è stata per me una cosa bellissima per i bambini. Ecco, ogni anno aggiungiamo sempre qualcosa di nuovo. Un'iniziativa che facciamo da molti anni ed è un piacere dare un riconoscimento, ma soprattutto un in bocca al lupo per la vita ai nuovi nati. Poi quest'anno la manifestazione si è anche arricchita di un riconoscimento per quelle persone che hanno adottato una Iola, associazioni o imprese che hanno aderito a questa iniziativa che ci fa proprio essere fieri e orgogliosi di amministrare una comunità come quella di Cologna Veneta. Una festa sicuramente dove l'entusiasmo e i colori caratterizzano queste giornate. È una festa che di anno in anno ha sempre visto maggior partecipazione, ma questo è dovuto anche al grande lavoro di tutti i volontari della Proloco e della sua Presidente che in questi anni hanno lavorato in silenzio. È il secondo o terzo anno che vengo come vicepresidente, ma io Cologna la conosco molto bene ed è una città che sa far valere i propri prodotti, non solo quello dei fiori ma anche quello del mandorlato, eccetera eccetera eccetera. Ma da dove è nata l'idea? È nata che il nostro gruppo siamo tutti ballerini e oltre ad avere questa passione ci lega anche la compagnia e la felicità di stare insieme. Tanti colori, come dicevamo qui a Cologna Veneta, davvero un'esplosione di colori. Partecipate anche alle sfilate di carnevale? Certo, sì, qualche carnevale notturna, oppure abbiamo partecipato anche a carnevali di questa stagione, diciamo. Quante torte avete preparato per oggi? Ne abbiamo preparate per più di 1000 persone. Una bella sinergia tra voi e la pasticceria Bisognin. Certo, facciamo sempre molto volentieri insieme ai nostri colleghi pasticceri. Ma che torta avete portato? Allora, abbiamo fatto una mimosa, che è la classica torta pan di Spagna, e crema chantilly. C'è anche Francesco qui con noi oggi pomeriggio. Di solito ci troviamo per parlare di mandorlato e oggi invece per celebrare questi 33 anni, 33 edizioni meglio di Cologna in Fiore. Oggi tocca i fiori, sì. Ho visto che c'è tantissima gente, speriamo che la torta basti, se no ci tocca tornare indietro a farne un altro po'. Se no si corre alla Casa del Dolce da Bisognin, ecco qui. Ci diceva tante ore di lavoro, sempre questa bella collaborazione tra realtà del luogo. Quanto ci avete lavorato? Innanzitutto sono fiera, orgogliosa perché lavoriamo sempre insieme e c'è una bellissima sinergia che serve anche per tutti loro per questa degustazione di questo dolce. C'è da fare, comunque l'importante è che finché c'è da fare va tutto bene.